Il 12 giugno si terranno le elezioni, si deciderà chi siederà a Palazzo Moroni. Abbiamo chiesto ai padovani quali sono le loro necessità e le loro richieste al futuro sindaco. Al futuro sindaco di Padova si deve chiedere parcheggi, tanti parcheggi, perché la gente non arriva in piazza, non arriva a Padova se non ci sono parcheggi. Per cui, caro mio sindaco futuro, parcheggi, i negozi muoiono senza la gente. Direi avere un'attenzione proprio visiva della città, osservare il problema dove esiste e comunque non cercare di risolvere assolutamente personalmente il problema, ma delegare a chi è preposto, a chi sa fare, l'assessorato, chi... Un po' di mezzi in più e parcheggi. Parcheggi verso il centro e altro niente, ordine. Questo più pulizia, perché nelle zone delle università eccetera è un disastro, eccetera, e lì bisognerebbe fare pulizia proprio. Probabilmente una città un po' più pulita, quindi insomma frequentata un po' meglio. Meno droga, penso, credo. Un po' di sicurezza in più probabilmente, ma senza esagerare, e un po' di pulizia in più per le strade, perché credo che Padova meriti un occhio di riguardo. Probabilmente un po' più di sicurezza in alcuni quartieri in realtà, perché dopo in altre parti il sindaco ha fatto un buon lavoro. E per quanto riguarda i commercianti, che magari è un po' quello che mi riguarda di più, un aiuto da parte del sindaco, di tutti quanti i suoi collaboratori, perché stiamo passando un momento abbastanza di difficoltà. Miglioramento per esempio dei parchi per i bambini, stanno lavorando, si vede che c'è qualche miglioramento, però occorrerebbe forse fare di più, fare un po' più verde, più spazio, questo mi sembra una prima necessità.